Lavoratori delle case di riposo pubbliche in piazza per chiedere una riforma attesa da 20 anni, ovvero la trasformazione delle IPAB in aziende di servizi con il passaggio della gestione dagli enti locali alle ULSS. L'utenza è cambiata, abbiamo dei pazienti, dei residenti sempre più complessi, sempre più richiestivi sul piano assistenziale, sul piano sanitario e le risorse sono sempre le stesse. Per i sindacati la riforma è inoltre un argine alla privatizzazione del settore. 350 sono le RSA in Veneto, già più della metà di queste sono fondazioni, sono strutture private, ma dentro quelle che rimangono pubbliche metà del personale è già privato, è già gestito da cooperative. Sanità pubblica, sanità pubblica. Al grido di sanità pubblica e riforma i dipendenti delle IPAB del Veneto sono scesi in manifestazione a Venezia, concentrazione in Campo San Tomà. 350 RSA noi abbiamo in Veneto, metà di queste, più della metà sono già fondazioni, ma purtroppo anche dentro le strutture pubbliche più della metà del personale è gestito dalle cooperative, che cercano contratti sempre meno onerosi per poter risparmiare poi sui costi del personale. La sanità Manuela Lanzarini che ha ribadito che la riforma è una priorità per la regione, ma intanto martedì 29 novembre si replica, sindacati e lavoratori saranno nuovamente in piazza in Campo San Geremia a Venezia. Sono le voci dei lavoratori e delle lavoratrici delle IPAB del Veneto, in presidio a Venezia a pochi passi dalla sede della giunta regionale. L'ennesima manifestazione, affermano, in attesa di una riforma del settore che in Veneto manca da 20 anni. Il Veneto ha deciso di non decidere, portando avanti sulle singole proprietà, perché parliamo di proprietà effettivi, la responsabilità di una riforma mai effettuata. Le richieste dei sindacati sono state portate a Palazzo Balbi, a partire dalla trasformazione delle IPAB in aziende di servizi pubblici alla persona, evitando privatizzazioni. La proposta è di entrare in un sistema organico con la sanità pubblica per riconoscere le professionalità, ma soprattutto, parliamoci chiaro, per tenere le rette calmierate, perché un discorso di sanità pubblica implica una maniera di finanziamento di queste strutture diversificato, non più basato sulle rette, ma sugli aiuti effettivi regionali.